Ecco, sta entrando il primo piatto chiamato la Burtleina. L'agriturismo è via Antigua di Simone Basili, lo presentano Giuseppe Rebecchi e John Emanuel Genil. Simone Basili di via Antigua, tu giochi in casa, quindi qua ci sono i prodotti del territorio, come non possono mancare questi prodotti tipici del territorio. Allora, un territorio che tu mi descrivi in quanto comunque le ricette sono già ampiamente descritte. Sì, certo, sicuramente Parma oggi è la capitale dell'alimentare, quindi abbiamo tante industrie che poi dopo trasformano i prodotti del nord Italia, tanti caseifici, tanti prosciuttifici, laboratori per la produzione del culatello, insomma siamo una bella realtà a livello alimentare. Qual è l'eccellenza in assoluto? È difficile trovarne una a Parma. Beh, lì mi tocchi sul cuore il culatello per sempre. Il culatello è la magia di un pezzo di carne salato, appena un po' di pepe e 2 anni, 3 di stagionatura in una vecchia cantina, è poesia pura. Sentiamo adesso cosa ne pensano gli esperti. Chiarini, come le sembra questo piatto? Il territorio dà adito a utilizzare dei grandissimi prodotti e qui è ampiamente rispettato in questo piatto composito che riassume un po', mi permetto di dire, la cultura soprattutto del territorio, partendo anche da un passato rivissuto in questa stupenda base che purtroppo è un po' raffreddata, sarebbe stato un piatto eccezionale, ma qui mi rendo conto che non siamo al ristorante, quindi certe cose si possono ampiamente capire, però il potenziale è molto interessante per me. Si può considerare piatto unico? Certamente, anche perché al giorno d'oggi si mangia un po' meno e ovviamente in certe occasioni questo è già un piatto completo, ecco, con un bicchiere di vino che oggi giustamente non possiamo degustare, ecco, perché siamo una giuria e dobbiamo non applicarci anche quello che potrebbe essere però un domani anche un ragionamento di complementarietà, di abbinamento. Però, abbinamento cibo-vino. Sì, però va bene anche così, per carità. Grazie Chiarini, adesso Bonaccini, sentiamo il tuo parere. Ma devo dire, mi è piaciuto molto questa voglia di sfidare anche le convenzioni, perché l'Emilia Romagna è una bella regione che spesso viene qualificata per le paste ripiene, ma anche tantissimo dal punto di vista dello street food. Però certe zone sono poco valorizzate, no? Si parla sempre di gnocco fritto, di crescentine, si parla di piadine ovviamente, però la Burtleina o Chisulein, che io ho sentito in alcune aree della zona di Piacenza viene raccontata così, era davvero un piatto dimenticato, quindi credo un plus questo piatto ce lo fa vivere, che è quello proprio di tornare indietro nel tempo. Davvero un voto di merito a chi ha scelto questo piatto che ci fa riflettere su questo prodotto davvero straordinario. Quindi bene, molto bene, iniziamo con il botto, come si suol dire. Come viene chiamata Piacenza? Ma io quando per il Gambero Rosso avevo fatto questa ricerca, si chiama Burtleina oppure Chisulein. Poi sull'accento potremmo avere qualcosa, immagino che si potrei avere sforato un attimo nel modenese, che io sono più su modenese. Però ecco, è un piatto davvero interessante e alcuni imprenditori giovani ci stanno credendo e stanno investendo su questa cosa, quindi è bellissimo. L'armonia, devo dire, mi è sembrata sì, la parola d'ordine su questo piatto, perché il pensiero c'è di cercare anche così di accontentare il palato e non raccontare solo di questa tradizione che si fa con la farina, ma anche cercando di sposare il territorio con anche un po' di stagionalità, perché tutto sommato anche le zucchine state usate per uno dei quarti che ci sono stati consegnati, avevano qualcosa di stagionale. E siamo quindi già in stagione. Bene, allora
allora lasciamo adesso spazio agli altri piatti, quindi dopo la giuria sarà impegnata anche per gli altri piatti. Intanto abbiamo fatto questo, fra virgolette, primo assaggio. Massimo Bottura, chef dell'agriturismo Palazzo Manzoni di San Zaccaria, provincia di Ravenna, ci ha portato come ricetta, insieme ovviamente ai ragazzi, spoglia lorda in brodo di ortiche e guanciale. Spero di aver intanto pronunciato bene lo spoglia, perché magari è un nome romagnolo e mi sono fatta un po' così confondere con gli accenti. Allora, raccontaci un poco di questa ricetta. Sai, è una ricetta che viene un pochettino dalla tradizione della campagna ravennate, quando c'era poco, ma bisognava mettere in tavola il meglio che si potesse. Il compenso tipico dei cappelletti, tradizionalmente, che però sai, per riuscire a avere più da mangiare facevano questa sfoglia molto grande, la sporcavano con questo compenso dei cappelletti, poi ci mettevano sopra un'altra sfoglia, facevano questi quadrucci e poi dopo chiaramente li mettevano a cuocere in un brodo vegetale. Il guanciale, la parte grassa veniva buttata dentro per dare un piccolo aromatizzazione. In questa maniera le famiglie numerose riuscivano a mangiare magari la domenica ogni tanto qualcosa che non fosse un po' più complesso, e non erano i cappelletti che erano magari una minestra più per i ricchi. E quindi ho pensato che nella nostra cucina ci fossero sempre questa tipologia di prodotto, e quindi l'abbiamo portata oggi. Ricetta che insieme alle ragazze è stata rivisitata, aggiornata, rimodernata? Allora, alle ragazze abbiamo dato l'input di poter chiaramente esprimere la loro creatività, e per una scelta tecnica dovuta anche alla posizione non ci sono le ortiche, ma abbiamo messo cicoria e spinaci. Più loro hanno fatto un compenso leggermente diverso da quello che facciamo noi, ma dopo lo andremo a sentire e quindi vedremo cosa succederà. Bene, allora ovviamente in bocca al lupo. Adesso Grazie. Però io vado a sentire le ragazze come stanno andando. Mi sembra giusto, sono loro che operano. Esatto. Come sta andando? Tutto bene, per ora tutto bene. E allora questa ricetta dalla tradizione contadina rimodernata come ti sembra? Per ora è molto bella, mi piace e niente, speriamo venga bene come vogliamo noi. Bene. E ti troviamo invece insieme alle verdure, che sono una componente fondamentale. Soprattutto nel brodo, che serve per insaporire tutto. Abbiamo usato tutti i scarti possibili, è quello che dà comunque molto più sapore. Qui stiamo facendo i spinaci e li metteremo insieme a fare la crema, perché abbiamo voluto rivisitare il piatto rendendolo più estivo. Invece nel brodo abbiamo voluto fare questa crema molto aromatica. Bene, quindi in bocca al lupo. Grazie per la vostra mille. ricetta. Grazie. E il nome del prossimo piatto è spoglia lorda in brodo di ortiche e guanciale. Lo presentano Rosa Caritiello e Giorgia Rocciola, scusatemi l'accento. E la ricetta è proposta dall'agriturismo Palazzo Manzoni di Massimo Bottura. Prego. Massimo Bottura, dov'è Palazzo Manzoni e che cosa fa Palazzo Manzoni? Palazzo Manzoni è nella pianura ravennate, subito dietro Ravenna. E cosa facciamo? Facciamo di tutto, siamo un'azienda familiare, siamo in 11, abitiamo tutti lì e siamo organizzati con un'azienda vitivinicola, una piccola azienda di Moro Romagnola con cui facciamo i salumi, e poi siamo la classica tipica azienda piccola, perché siamo 11 ettari, ma estremamente multifunzionale, ecco.
Cioè 11, una famiglia composta da 11 persone, quando vai in cucina cucini per la metà per i tuoi familiari. Ma infatti il problema più grosso non è accontentare i clienti, è accontentare tutti i giorni, perché oltre le 11 persone che ci lavorano ci sono dopo i figli, le mamme, i nipoti, quindi alla fine siamo sempre in 18 a tavola, ecco, quindi sono 18 colazioni, 18 pranzi, 18 cene. Dall'Emilia alla Romagna questo piatto come le sembra? Io non conoscevo la spugna lorda prima, è la prima volta che l'assaggio, però mi è piaciuto moltissimo l'entusiasmo dei ragazzi e dell'agriturismo che hanno lavorato insieme, si vede che hanno lavorato bene e si sente nel piatto che c'è stata molta passione, quindi per me questo piatto è riuscito benissimo, la composizione studiata, la maggiorana freschissima sopra, bravi, proprio bravi. Come tradizione io sapevo che il nome deriva dal fatto che si usavano magari degli avanzi di minestra, quindi la pasta ripiena veniva leggermente sporcata di ripieno. Questo è stato rispettato moltissimo, nonostante comunque l'abbondanza degli ingredienti al giorno d'oggi sia un dato di fatto, voglio dire, non moriamo di fame come una volta. Il tocco di limone, complimenti, ci stava proprio bene, brave. Glenda Vignoli dell'agriturismo Vignoli di Riolo Terme, la provincia è quella di Ravenna, quindi ancora Romagna. Voi, perché siete una brigata in questo caso, avete preparato gnocchi di patate con sugo di scalogno di Romagna IGP. Allora, apparentemente tanta tradizione, ma c'è anche l'innovazione e poi la chiederò ai tuoi collaboratori. Ma la caratteristica di questa ricetta, qua davvero andiamo nella storia della cucina romagnola. Era la ricetta che la zia di mia mamma preparava durante la vendemmia. Durante la vendemmia, quando c'erano le patate apposta per fare i gnocchi e lo scalogno era fresco, quindi si facevano gnocchi allo scalogno per i vendemmiatori. Ecco, quindi proprio da più tradizionale di così. Ma questa ricetta nel tuo agriturismo tu la proponi abitualmente? Sempre, cioè il sugo di scalogno lo abbino anche con i tagliolini, con tante cose, anche perché io sono la presidente del consorzio dello scalogno di Romagna e quindi devo per forza. Beh, per forza non è una gran fatica utilizzare lo scalogno, devo dire che viene facile, in cucina è un bel aiuto. E la collaborazione con questi ragazzi come sta andando qua in cucina? Molto bene, sono bravi, sono capaci. Averli in cucina da una mano. Averli sarebbe molto interessante. Gli gnocchi. Come va? Come vengono? So che le patate sono fondamentali per la qualità degli gnocchi, oggi è andato tutto bene? Sì, va tutto bene, e stiamo lavorando tranquilli, riusciamo a far tutto. Allora, la ricetta, io ho detto, c'è tanta tradizione perché gnocchi di patate, sugo di scalogno, però c'è anche l'innovazione. Cosa avete pensato per innovare? Noi volevamo mettere nella salsa dell'aceto balsamico di Modena e poi dopo, come nell'impiattamento, sotto gli gnocchi mettere una cialda di parmigiano e mettere della fonduta di parmigiano anche. Insomma, quindi proprio lavorare sull'innovazione nella presentazione e anche nei sapori. Sì. E allora come sta andando? Vi siete divisi un po' i compiti oppure lavorate? No, ci siamo divisi i compiti, all'inizio abbiamo fatto la salsa, lui dopo si è messo a fare qua gli gnocchi, adesso siamo in attesa qua dei gnocchi, a breve aggiungerò l'aceto balsamico alla salsa. Che è questa? Sì. Vieni qua vicino, che bella! Bella rossa? Sì, c'è scalogno che prima ho tagliato, c'è il prosciutto crudo che ha tagliato lui prima e poi vabbè la salsa di pomodoro, la passata e un filo d'olio che abbiamo fatto rosolare all'inizio lo scalogno con il prosciutto e poi abbiamo fatto sfumare con del vino e poi abbiamo aggiunto la salsa di pomodoro. A breve infatti aggiungerò l'aceto balsamico che abbiamo deciso rispetto alla ricetta originale di mettercelo per dare un sapore in più. E poi abbiamo avuto anche l'idea, dato che abbiamo preso un piatto con una forma speciale, di mettere una cialda per fare un impiattamento un po' particolare e alla fine per completare questa fonduta di parmigiano reggiano. Beh, siamo a Parma, ci sta, che il parmigiano reggiano da qualche parte venga fuori. Sì. E quindi abbiamo deciso di aggiungere per provare a
a completare questa ricetta più che a migliorare. Bene, ora allora ragazzi, buon lavoro. Come vi trovate a lavorare qua? Anche se, voglio dire, non è che la dobbiamo considerare una gara, cioè ci sono le ricette, però insomma un po' di tensione, un po' d'ansia c'è. Sì, un po', però siamo abituati comunque a cucinare, è una cosa che ci piace e quindi siamo tranquilli. Quindi è il vostro mondo, insomma. In bocca al lupo e buon lavoro ragazzi. Grazie.